Studenti e famiglie in piazza, questa la risposta del Veneto alle stragi di Parigi. Da Padova a Vicenza a Treviso e domani a Venezia, in contemporanea proprio con la capitale francese, una lunga scia di matite spezzate, bandiere tricolori, riflessioni sulla pace. Je suis Charlie, nous sommes Charlie e ancora meglio, soyons Charlie, dobbiamo tutti essere Charlie. Rabbia per gli ultimi terribili eventi avvenuti in Francia e orgoglio perché anche noi nella nostra piccola città, Padova, siamo qui riuniti per manifestare, per farci sentire. Je suis Ahmed significa ricordare che è morto qualcuno di origine araba e islamica per difendere il diritto di qualcun altro a criticare la sua stessa religione, il poliziotto Ahmed. Quando si parla di estremismo, secondo me è sbagliato, si deve parlarne di assassini, malati di mente, psicopatici. A Padova riuniti davanti al municipio retto da Bitonci per dire no a chiusure e sì all'apertura culturale, come a Treviso, in Piazza dei Signori. Pensiamo che la libertà di opinione è una grande cosa. Ognuno ha il diritto di scrivere quello che vuole e pubblicare, quindi esprimere la sua opinione. Proprio a Treviso l'associazione Marocchini lancia un concorso internazionale di vignette per Charlie, disegni sulla lotta al terrorismo e il dialogo tra civiltà e religioni diverse, in premio un viaggio in Marocco. Sceglie la provocazione Forza Nuova, che in molte province ha appeso su moschee e centri islamici striscioni inneggianti alla vittoria di Lepanto, mentre l'assessore veneto Donazzan chiede che le famiglie degli studenti musulmani condannino gli atti di Parigi. La rete Studenti Medi replica chiedendo solo la pace.